Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social. Riprendiamo le dirette, riprendiamo col nuovo anno, quindi tanti auguri di buon 2025. E quale occasione migliore di parlare nuovamente del Cagliari con una bella vittoria, una vittoria importantissima in quella di Monza, 2-1 in uno scontro salvezza davvero che è molto delicato, potremmo dire quasi un crocevia della stagione, considerando anche i risultati delle dirette concorrenti nelle ultime domeniche e soprattutto la crisi di risultati che ha attanagliato il Cagliari. 4 sconfitte di fila, 5 se vogliamo considerare la Coppa Italia, con prestazioni davvero, insomma, da una parte come con l'Atalanta che facevano gridare alla vendetta, ma l'ultima si è toccata proprio il fondo. La partita contro il Venezia francamente ha fatto vedere che il Cagliari non c'era. Invece a Monza, pur con tanti punti interrogativi, si è partiti bene, diciamo, subito la traversa di Felici, nota lieta del Cagliari di Monza. Però nonostante l'incrocio dei pali, il Cagliari ha commesso la solita ingenuità. Il Cagliari, lo ricordo sempre, termina il girone d'andata con appena 2 partite terminate con 0 reti subite, quindi è una costante di questa stagione che il Cagliari debba comunque subire un gol. Detto questo, rispetto al passato, il Cagliari ha dato dimostrazione di voler raddrizzare la partita. Lo ha fatto nel segno del gioco. Il Cagliari ha sempre giocato anche partite con le grandi squadre. Addirittura, pensate, il Cagliari ha conquistato più punti in trasferta che in casa. Questo vuol dire che quando l'atteggiamento è giusto fuori dalle buone amiche, si raccoglie spesso qualcosa. Diverso è l'atteggiamento in casa, ma questo è un argomento che affronteremo in un'altra occasione. Il Cagliari è riuscito a pareggiare con una bella occasione di Zortea, sempre però partendo dal presupposto che Piccoli, attaccante che si sfianca in un lavoro immane, però non porta attaccanti o azioni offensive dentro l'area di rigore. Anche questo è un tema che verrà dibattuto soprattutto durante questo calciomercato. Si parla tanto dell'arrivo di un attaccante. Io mi auguro che fra i tanti nomi che si sono fatti non ci sia quelli di seconde punte che al momento non ci servono. Giocatori come Borini, ad esempio, che arriva facendo panchina dalla Sampdoria, ma comunque non è un bomber, ha segnato 8 gol in 2 anni, cioè dipende che cosa si vuol fare a Piccoli. Piccoli non è una prima punta, è un giocatore che davvero come posso dire, si destreggia molto bene su tutto il fronte d'attacco, ma ha bisogno di una prima punta di ruolo, un Pavoletti o una Padula, visto che parliamo di giocatori fatti in casa. Credo che questo sia il profilo tecnico-tattico che servirebbe a Davide Nicola. Mentre ormai è fatta, dovrebbe arrivare, dovrebbe essere già pronto, insomma, i dettagli e lo scambio fra Caprile, proveniente dal Napoli, e Scuffetti, che comunque da grande professionista ha parato tutto e di più domenica contro il Monza, a fare il viaggio opposto, quindi va da Antonio Conte a fare il vice di Meret. Caprile, che Davide Nicola conosce bene per averlo allenato l'anno scorso a Empoli, e si chiude un cerchio, potremmo dire, da quel Cagliari-Bari di playoff di Serie B. Radunovic che va come Nunzio Lella, che vanno a giocare a Bari, e si parla anche di Pereiro, pensate, e viceversa Caprile verrebbe a giocare a Cagliari, viene a giocare a Cagliari, quindi insomma quasi a trovarsi faccia a faccia, fianco a fianco, i due, potremmo dire, due testimoni principali dello spareggio per la Serie A, Pavoletti e appunto Elia Caprile. Cagliari che conquista 3 punti fondamentali, che però non devono far abbassare la tensione e l'attenzione nei confronti del campionato. Termina il girone d'andata
il Cagliari ha 17 punti, ma lo termina al terzultimo posto, quindi siamo proprio in zona Serie B. Certo, farlo con una vittoria in trasferta contro la diretta concorrente vale doppio, ma è anche vero che il Cagliari, pur con un uomo in più, ricorderete l'espulsione di D'Ambrosio per farlo su Mina, ha sofferto non poco, nel finale scuffetta ha sventato per 2 volte il gol del pareggio, stessi errori commessi anche in quel di Lecce, vi ricorderete la terza giornata di campionato, laddove la squadra di casa, dopo l'1-0, finì in 10 uomini, il Cagliari non riuscì a pareggiare un incontro in teoria, ma vista anche la classifica sulla carta, assolutamente abbordabile. Detto questo, non si ovviamente sputa in cielo, 3 punti di platino, ma non bisogna abbassare la guardia. Si gioca infatti alla prossima partita, questa settimana, si gioca di sabato alle 20:45, Milan-Cagliari, Milan che arriva dalla vittoria in rimonta con la Supercoppa per 2 volte a Riyadh, semifinale con la Juve, finale con l'Inter, era in svantaggio, recuperato, nuovo allenatore, quindi ambiente molto carico, vedremo se arriverà stanca, provata dall'ebbrezza di questo ritrovato entusiasmo, oppure appunto l'adrenalina, l'entusiasmo, l'essere galvanizzati dalla vittoria di un trofeo così importante come la Supercoppa italiana potrebbe dare qualche grattacapo in più. Di sicuro difficilmente troveremo il Milan di Fonseca che abbiamo visto alla Unipol Domus. Ecco, vedo a sinistra soprattutto, quindi alla destra del Cagliari dove dovrebbe difendere Zortea e Zappa, un Leao, un Thiago Hernandez, ma lo stesso Pulisic, che possono fare molto male, ma è anche vero che il Cagliari, se riesce a essere incisivo davanti, può dire la sua anche a San Siro. Perché? Per quanto riguarda Effetto Serra, riprendiamo la settimana normale, quindi oggi giornata dedicata al calcio. Ci vediamo domani, nuovo appuntamento, sempre 19:30. Grazie a tutti, ciao.